Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Mosca, Luzhniki Stadium, finale dei mondiali, Francia-Russia. Raga, mondiali impossibili, incredibili. Siamo arrivati in finale grazie alla bravura e anche un po' di fortuna e a San Putin che ci ha salvato con pali, traverse degli avversari e gol all'ultimo secondo. Adesso però è finale, adesso tocca a noi. Siamo giunti alla finalissima. Comunque vada, anche se vinciamo i mondiali impossibili continuano e la prossima sfida sarà con una squadra a noi molto cara. Ma questa è un'altra storia. Guardate Samedov con i capelli più bianchi del solito per la tensione. Sarà una Francia fortissima contro le Petit Diable, Griezmann, il mio grande idolone in golo con Kanté. Perché ricordate ragazzi, la terra è ricoperta per il 70% d'acqua, il resto è ricoperto da Kanté. Ricordatelo ragazzi. Soprattutto per noi la partita della vita, ecco il pallone. Qua il tabellone. Guardate, tutto bello, tutto abbiamo battuto. Ecco la coppa più bella, disegnata dall'italiano, mamma mia, stupenda. Ma stiamo calmi. Si gioca. Adesso raga la tensione è no alle stelle di più. Si fa fatica anche a parlare. Occhio. Ecco. Subito il cagatone. Vai raga, il Golovin. con uno dei due attaccanti dietro all'altro. Ok. Dovrebbe esaltare le qualità di delle punte messe in campo oggi. Zagoev. Al suo tempo mettiamo Zirkone che ha fatto decisivo nella partita con l'Argentina. Il Golovin. Dai Zio, ma mi fa il gol proprio oggi. No. Brutto errore. Attenzione a Matuidi. Altro bestione di centrocampo. Attenzione alle Petit Diable. Roba nostra, roba... Oh che culo, mamma mia. Sappiamo che la Francia ha un po' di culo, ma proprio poco, eh. Eccolo qua Angolo. Ecco Kanté. Offside. Ed è finito in fuorigioco. Che tensione Beppe, che tensione. Samedov. Ah ragazzi, se non 1-0 mi chiudo in difesa faccio passaggetti, ve lo dico già. Sarà un'impresa disperata. Proviamoci. Anche perché il livello di difficoltà mi sembra aumentato rispetto alle altre partite, quindi non è una leggenda ma è iperleggenda. E possono ripartire. Invenzioni comendiere, le invenzioni. Ignashevich. Grande Ziuba. Fallaccio da espulsioni con diffida per 102 anni. Buono, buono, buono. Qualcuno già si scala in panchina. Per il giocatore francese adesso la sua partita potrebbe complicarsi. Samedov. Prova un tiro impossibile. Same, mamma mia. 15esimo. 16esimo. Kanté. Mbappé. Questa è roba nostra, bravissimo. Cherisev. Ziuba. Vai Miranchuk. Vai Mira. Bravo Mira. Guadagna metri verso l'area. Samedov. Il Golovin. Intervento efficace. Il golo la perde ma la riprende. Cherisev. Cerca il traversone. Attenzione. Lloris sicuro. Zuba, veramente Zuba, è il porco lodro proprio della squadra. Cioè, non è azzecca mezza. Mbappé. Ok, roba nostra. Il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Possesso francese. Dembélé recupera la Francia, uno squadrone ragazzi. Sidibé. Kanté. Punta l'area. Occhio. No. Gol. Mamma mia, grazie Putin. Stiamo in difesa, andiamo di contropiede. Andiamo di contropiedone. Dembélé. Mbappé. Si soffre. Attenzione. Gol della Francia. Hanno fatto un importante passo avanti verso la conquista della sua partita. Può ancora succedere, ma era importante. Lo sapevo che lo prendevo, me lo sentivo. Match che riprende con la Francia che è avanti. Ziubia.
Che sfiga, però potevamo tenerla un po' di più. Matuidi. Speravo di arrivare agli ultimi minuti e cercare il gollazzo dell'1-0 come il solito, ma... Da qui uscirà la squadra Sì, la finale è più difficile, raga, ve lo dico, siamo a livello sopra leggenda. Un'emozione, una pressione incredibile. Siamo emozionati noi, che ce ne stiamo qui belli, tranquilli in tribuna. Figuriamoci cosa starà passando ora Occhio. per la testa dei 22 in campo. Intervento tempestivo del difensore. Ok, che andiamo. No, Dio. Vai Cherisev. Cherisev avevo la scelta come sempre. Vai Zube. Potrebbe essere il gol del pareggio. Occhio, non ci credo. Silenzio, silenzio. Shh, non è successo niente. No. Non è successo niente. Grande Miranchuk. Calcio è davvero strano, è arrivato. E grande anche Zube, grande assist. Non è successo niente. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Non è vero. Non è vero che sono andato in una finale. L'arbitro lascia giocare, c'è il vantaggio per la Francia. Bravo. No, ma dai, se questo è fallo, guarda. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Zagoyev. Occhio alla ripartenza. Vai Zagoyev. Oh, mamma mia Miranchuk, grande Miranchuk comunque. Kanté. Oh, c'è un golo. La Kanté è veramente ovunque. Lemar. Il Golovin, vai Golovin. Fallo non fischiato, perché siamo in casa, devo avere la presidenza su tutto, ok? Voglio falli anche che non esistono. Meno male che l'abbiamo segnata, guarda. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Vai, no, Zio, quella passa a non so chi. Kanté. Bravo Zoblin. Vai Cherisev. Finisce un buon primo tempo, dai, va bene, 1-1, un golletto l'abbiamo fatto. Alla fine la Francia ha fatto solo un tiro. Anche noi, però il nostro è più bello. Ripresa in palio, c'è il titolo di campione del mondo. Solo? Oggi, insomma, Samedov. L'intervallo potrebbe regalare. Vai, oddio. Vai Zubietto. Vai Zubietto. Tira! No, il golo mi stava regalando qualcosa che andava un po' al di là di tutto. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione. Ma porca miseria. Guardabile. Lemar. Kanté. Intercettano bene il pallone. Dai, un po' di fortuna. Non mi piace sta Francia, non mi piace. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Attenti, attenti. Può avvicinarsi alla porta. Eccolo là, eccolo là. La conclusione di Griezmann. Traversa, pallone ancora in gioco. Grazie Putin. Adesso cominciano ad attaccare a sbrega. Adesso cominciano ad attaccare proprio al massimo. Grazie Putin. Grazie Putin. 2 pali, vabbè, però non possiamo soffrire così. Non ha preso l'effetto voluto. Siamo in difensiva, proviamo. Completamente sballato. Anche se giochiamo meglio quando siamo in attacco, però non è che mi fida tanto. Adesso sembra che devono segnare per forza. Non riesco più a fare niente. Come polemico. Guarda che roba! Calma, figli. Guarda che culosi. Ci tiene a galla Putin in questo momento. Provano a sfruttare il tiro dalla bandierina per portarsi in vantaggio. Occhio al corner. Mamma mia, Paolino Pog, proviamo offensiva, proviamo a cambiare gioco. Grande 1 contro 1. Riconquista il possesso. Dai che ci porta fortuna all'offensiva a noi Zoblin. Vabbè, ci ho provato. Recupera il pallone, Francia disumana adesso, la Francia sta giocando bene. Non è che essere sinceri. Mendy. Francia perfetta, autoritaria, beffarda anche. Un'altra buona giocata. Sidibé. Buono. Fermano la manovra avversaria. No. Recupera bene Pogba. Ma porca di quella porca. Paul Pogba. Ma perché soffriamo così? Non si sarebbe toccare palla, raga. Ok. Vai il contropiedone beffardo.
Non so se è giusto Miranchuk, infatti. Uno dei nostri che te. Dai, che siamo più forti fisicamente. In realtà no, però facciamo finta che sia sì. Mbappé. Guadagna metri verso Bravi. l'area. Calma, calma, calma. Esce il grande Miranchuk che ha già deciso una partita entra il Miranchuk. Zirkov. E proviamo il Coco Cocorin. Calma. Relax. Tocco di ritorno. Già aver fatto un gol è un miracolo, già essere 1-1 al 70° un miracolo, già essere qua un miracolo. Samedov per il sogno, calcio d'angolo. La deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. E adesso il Coco punisce, lo so, me lo sento. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Buono l'intervento del difensore che Zagoyev. Bravo. Vai Zago. Ah, peccato. Bravo, il Golovin che è forte. Miranchuk, l'altro Miranchuk! L'ho vista dentro. Scusate raga. Vai. Piccola interruzione. Mamma mia che tensione. Devono spingere adesso inevitabilmente per trovare il gol. Vai Zob. Provano il tutto per tutto. Dai, sarebbe bello ancora alla fine. Palloni in aria per trovare la via del gol. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Dai. 88esimo. Ci giochiamo tutto. C'è spazio per andare. No. E il pallone se ne va via. Qua ho rischiato tantissimo e stiamo ancora rischiando. Mazza e Zagoyev, bravissimo per Zobnin. Oddio. Miranchuk prova a darla al Coco. No, non può essere. No, calma, siamo sopra e mancano 9 minuti. Proprio lui, proprio Coccoli. In maniera sorprendente. Questo è incredibile. Parcheggiamo il bus. Con la Francia sotto nel punteggio. Oddio. Oh madonna, fai Coco. Avanzando. È incredibile cosa sta succedendo il Coco. Calma. Manca una vita. Manca una vita. C'è la standing ovation meritata. Teniamo palla. Davvero bene oggi. Per me Teniamo palla e vaffanculo. Samedov. Ancora 5 minuti. Mamma mia. Ti prego Russia, portiamola a casa. Neustetta. Portiamola a casa. Torero non ne frega niente. Questa è un'impresa. Zirkov. Non perdiamola. Non perdiamolo, Dio Cristo. L'arbitro No. lascia giocare, c'è il vantaggio per la Francia. No. Pogba. E c'è il tiro di Lacazette. Hanno preso 2 pali loro. L'intervento del portiere che fa in fretta. Hanno preso 2 pali. L'extra time. Hanno preso 2 pali. E siamo sopra. Non ci voglio credere. No, perderla adesso, puttana troia. Griezmann. No, la beffa al contrario. Antoine Griezmann. Vincere in casa Siamo campioni. non è mai facile, loro ci sono riusciti contro ogni pronostico e adesso possono giustamente Incredibile. gioia assieme al proprio pubblico che sta Incredibile. decisivo in queste Siamo imprese. campioni. una gioia, una soddisfazione incontenibile. Siamo campioni. E adesso ve lo posso dire, se si può fare, proveremo il mondiale impossibile con la nostra Italia. Ci Il proviamo. tema possa trattarsi solo di un sogno. È tutto vero invece, sono loro i nuovi campioni Che sofferenza. del mondo, i nuovi eroi di un paese assente. Incredibile, nel Russia calcio campione. internazionale Da troppo tempo, è un passato glorioso che Ce l'ho ritorna fatta dopo tanti oggi. tentativi. È il momento della festa, è il momento del podio, ovviamente, di tutto il protocollo. Mamma mia, che belle Ricevere il scene. trofeo, Scene con indimenticabili. felicità del pubblico, con i fuochi d'artificio, con Alzala. fierezza del capitano e dei suoi compagni Mamma mia, di fatta squadra, benissimo la per questo coppa. che è un momento bello, Basta, importante, se succede bellissimo, veramente i nostro. russi Beh, indimenticabile. mi donano 1 miliardo di euro. Contento anche di essere qua con te a celebrare, a Mi è vivere. piaciuto qualcuno di momento. Beh, sono stato anche fortunato e li ricordo tutti con grande gioia e con grande Ce l'avevamo orgoglio, fatta, se raga. vogliamo, l'orgoglio che deve caratterizzare anche questo momento per questi grandi giocatori. Ma cosa sono, Fe? Sicuramente, insomma, lo si legge nei loro occhi e Mamma mia, Fe, bombe e petardi in tutto campo. il cerimoniale. Fantastico. Non ci credo, raga. Ecco i giocatori che vanno con la coppa
verso il settore occupato dai loro tifosi. Sono immagini grandi fiori. fantastiche. Mamma mia che belle scene. Che vorremmo vedere sempre, non ci stanchiamo mai di vedere queste immagini, vero? Qualche anno fa abbiamo visto proprio i nostri ragazzi, quest'anno neanche qualificati, ma speriamo adesso con i mondiali impossibili di rivedere anche l'Italia. Non sarà semplice, non so che si possa fare, proviamo. Giocatori in posa per lo scatto di gruppo con la Coppa appena conquistato, un rituale a cui sembrano sottoporsi più che volentieri. Non ho parole. Giusto immortalare un momento così importante della loro carriera, anche se difficilmente si scorderanno questo giorno. Probabile che qualcuno di questi protagonisti lo ritroveremo qui tra 4 anni, per qualcun altro invece sarà l'ultimo mondiale. Grandi raga, grandi raga, grandi raga, si può fare, ci siamo messi al posto della Svezia, chiaramente siamo in un girone con Germania, Corea del Sud e Messico. Signori, i prossimi mondiali impossibili con la nostra Italia. Ciao!